Benvenuti a tutti. Siamo nel mese di febbraio e con il mese di febbraio entriamo ancor più nel vivo delle celebrazioni per i nostri 800 anni. 1222-2022, 800 anni di storia per l'Ateneo Patavino. Se le celebrazioni per l'apertura dell'anno accademico sono slittate in avanti, probabilmente a maggio, rispetto alla storica data dell'8 febbraio, si inizia a celebrare l'università con un francobollo presentato oggi nell'aula magna del Palazzo del Bo. È un momento importante, fa parte delle celebrazioni per questi 800 anni di vita dell'Università di Padova. Abbiamo scelto di celebrarlo anche con l'emissione di un francobollo a noi dedicati e ci è piaciuto molto, ci hanno chiesto di scegliere e noi abbiamo scelto come rappresentazione il nostro teatro anatomico. In fila anche i collezionisti per il primo annullo, una tiratura di 300.000 esemplari per ricordare il primo teatro anatomico del mondo, un luogo da cui la ricerca scientifica è partita e di cui l'università è da sempre custode. In 800 anni di storia avevamo più scelte, ma abbiamo scelto il teatro anatomico perché il teatro anatomico di Padova è il primo teatro anatomico permanente nel mondo ed è da lì che nasce la medicina moderna, l'osservazione, la sperimentazione diretta sull'uomo, per cui questo era un simbolo anche dell'importanza della scienza e della conoscenza.